E buon pomeriggio da Armando Picchi, giornata soleggiata e calda proprio come l'ambiente che precede una partita dalla quale potrebbe uscire fuori l'anti-Sassuolo. C'era preoccupazione per il problema ordine pubblico perché le due tifoserie sono rivali non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello politico. Ad alimentare poi benzina sul fuoco anche le parole del tecnico del Verona Andrea Mandorlini, che non ha nascosto la sua antipatia nei confronti del Livorno. Fortunatamente al momento non si segnalano incidenti, i tifosi del Verona 700 in tutto non sono ancora entrati all'interno dello stadio. Meglio parlare dunque della partita che non vivrà sulla sfida tra Bomber, Siligardi, Cacia per l'assenza dell'attaccante livornese infortunato. Si affrontano il miglior attacco della B, Livorno con 20 gol, e la seconda difesa meno perforata, il Verona, 7 gol al passivo. Verona staccato di un punto che proverà l'operazione sorpasso. Passiamo alle formazioni, entrambe le squadre si presenteranno con un assetto tattico speculare, il 4-3-3. Cominciamo dal Livorno che si schiererà con Fiorillo in porta, linea difensiva formata da Ceccherini, Bernardini, Lambrughi e Gemiti. A centrocampo Luci, Emerson e Belinghieri. In attacco Schiattarella, Paulinho e Dionisi. Risponde il Verona con Raffaele in porta, in difesa Girano, Cacciatore, Moras, Maietta e Martigno. A centrocampo Laner, Giorginio e Alfredson. In attacco Juanito, Cacia e Rossi. Arbitrerà Nasca di Bari alla 67esima direzione in Serie B. Sugli spalti presenti circa 6.000 spettatori. A te Filippo Corsini. Ora il Livorno sulla destra quando mancano 40 secondi al termine del primo tempo, rimessa con le mani in favore del Livorno che chiude in attacco il primo tempo, pallone per Belinghieri in area di rigore, poi Dionisi, un bel palleggio, parte il cross insidioso, c'è il colpo di testa e la rete, ma c'è il fuorigioco, il gol è annullato per posizione di fuorigioco, il gol è annullato. Fuori gioco di Belinghieri, gol annullato, 0-0, resta 0-0 il punteggio. Poi ancora a Verona con lo stesso Martigno, da questi a Giorginio, azione tutta brasiliana, il lancio in profondità per Cacia, il controllo di Cacia al lato corto dell'area di rigore, ecco il cross, intervento poi di Alfredson, la conclusione, il miracolo di Fiorillo, azione ancora buona perché c'è Bocinov, parte il cross, colpo di testa di Lambrughi, ancora Verona che sta dominando in questa fase, poi arriva Alfredson quasi in zona tiro, l'islandese cerca di scambiare con Martigno, riceve palla sulla sinistra, marcato da Salviato, entrato in campo pochi istanti fa, il cross basso allontanato da Gensoglu, poi perfeziona il disimpegno il Livorno con Salviato che ha preso il posto di Belinghieri, ma ancora il Verona con Grossi, parte il cross, Cacia alla rete, il Verona in vantaggio, esattamente al 26esimo, il colpo di testa di Cacia per il gol numero 8 di Cacia, che a questo punto è capocannoniere solitario del campionato, ma è un gol assolutamente meritato, quello della formazione di Andrea Mandorlini. Dunque il colpo di testa perfetto di Cacia con il pallone gol che della Pro Vercelli, chiedo scusa se interrompo sempre te Barchiesi. Sì, raccontavo il gol di Daniele Cacia, il gol numero 8 per lui in campionato, colpo di testa vincente, pallone sotto l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole Fiorillo che aveva parato tantissimo fino a pochi istanti fa, aveva parato tutto quello che c'era da parare ma nulla ha potuto contro il colpo di testa di Cacia. Livorno 0, Verona 1. Dunque quando siamo giunti al 27esimo della ripresa andiamo a Cittadella e c'è una sola squadra in campo, il Verona di Andrea Mandorlini che ancora da giocare parecchi minuti, ancora il Verona sulla destra con Cacciatore, pallone basso per Cacia, di prima Grossi, la conclusione alta, ma che azione molto bella anche questa, ma il Livorno poco fa è andato vicinissimo al pareggio, colpo di testa di Salviato, entrato in campo qualche minuto fa, pallone che ha colpito in pieno il palo sulla respinta, lo stesso Salviato proprio a un paio di metri, non di più, dalla linea di porta non è riuscito a ribadire in gol, davvero clamorosa opportunità fallita. Clima incandescente perché il Livorno prima ha reclamato la mancata concessione di un calcio di rigore per un intervento ai danni di Paulinho da parte di Cacciatore, non evidentissimo a dir la verità, poi ancora di più per il secondo gol annullato della partita, la formazione Amaranto che sta attaccando con Piccolo a testa bassa, il cross per
Dionisi, pallone buono, ancora Dionisi, la parata del portiere Raff dopo la prima deviazione da parte di Schiattarella, poi Dionisi non è riuscito a ribadire in porta, ma vi assicuriamo che c'è un clima davvero particolare di grande tensione all'Armando Picchi, perché esattamente al 40esimo è stato annullato il secondo gol al Livorno realizzato da Paulinho, ma si è alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Nasca, esattamente il signor Avellano. Posizione irregolare e probabilmente ha avuto ragione il guardaline, perché l'attaccante brasiliano del Livorno si è trovato in leggera posizione di fuorigioco. Ci vorrebbe la moviola di Filippo Grassia in questo finale di partita davvero convulso. 43 minuti 44 secondi nel corso della ripresa. Livorno 0, Verona 1, Cittadella. Raddoppio del Verona, attenzione a Zenaro, raddoppio del Verona, ha segnato Martigno e si chiude qui la partita dell'Armando Picchi al 45esimo della ripresa. Livorno 0, Verona 2. A te Zenaro. Sì, un bel gol quello di Martigno, un diagonale di sinistro a battere l'incolpevole portiere del Livorno Fiorillo. Dunque 2-0 il primo gol in campionato per Martigno, scatenato il brasiliano, poco fa ha sfiorato la doppietta personale. Attenzione ancora Martigno, contropiede del Verona, Ceccaci anticipato. Siamo nell'ultimo minuto dei 4 assegnati dal direttore di gara. Livorno 0, Verona 2, Cittadella. Ed è finita anche all'Armando Picchi con la vittoria del Verona sul Livorno per 2-0 nella ripresa. Al 26esimo Cacci, al 45esimo Martigno, Cittadella. Una vittoria pesantissima quella del Verona, che scavalca in classifica il Livorno, si porta in seconda posizione a 4 lunghezze dalla capolista Sassuolo. Dunque 2-0 per la formazione di Mandorlini sul Livorno nella ripresa. Al 26esimo Cacia, al 45esimo Martigno. Una vittoria assolutamente meritata quella della formazione veneta, che ha dominato in gran parte questa partita, collezionando parecchie occasioni da gol. Si è trovata davanti un grande Fiorillo che ha salvato la porta del Livorno in più di un'occasione. Livorno che ha però reagito e sull'1-0 ha avuto la clamorosa opportunità di pareggiare con il palo colpito da Salviato, che poi da distanza ravvicinata non è riuscito a ribadire in porta. Sentite il clima di tensione che c'è qui all'Armando Picchi, perché sta uscendo dal terreno di gioco Andrea Mandorlini, contestatissimo dai tifosi del Livorno. Ricordiamo 2 gol annullati al Livorno per fuorigioco e proteste dei giocatori livornesi per un possibile mancato rigore, ma a nostro avviso sia l'arbitro sia i suoi assistenti hanno visto bene in tutte le occasioni. Dunque il finale dall'Armando Picchi, la vittoria del Verona sul Livorno per 2-0, esattamente come un anno fa. A te Filippo Corsini.